Pietrangelo Buttafuoco presiede il suo primo consiglio d'amministrazione e inizia così il nuovo mandato alla guida della Biennale di Venezia nel prossimo quadriennio 2024-2028. Una partenza senza scossoni, si può dire, anzi all'insegna della continuità, vista la conferma di Andrea Del Mercato in un ruolo chiave, quello di direttore generale per i prossimi 4 anni. Tamara Gregotti è stata invece designata in consiglio dal Ministero dei Beni Culturali ed è la novità nell'assetto istituzionale che poi vede la presenza di Luigi Brugnaro, vicepresidente della Biennale e sindaco di Venezia, nonché presidente della città metropolitana, e di Luca Zaia, presidente della regione Veneto. Al consiglio ha partecipato, su delega del governatore Zaia, il professor Amerigo Restucci. Il benvenuto al nuovo presidente della Biennale di Venezia da parte della presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano a nome della città. Facciamo un grande augurio di buon lavoro al nuovo presidente, ovviamente ci saranno occasioni in cui avremo modo di accoglierlo ufficialmente anche da noi. Sicuramente ci sarà grande collaborazione come c'è sempre stata con i vari presidenti negli anni e insomma che dire, la Biennale è parte integrante della cultura di Venezia e quindi è un tassello fondamentale per la città. Nella seduta del Consiglio Buttafuoco ha rivolto un sentito ringraziamento al Ministero dei Beni Culturali e al Ministro Gennaro San Giuliano per la fiducia accordata e ai suoi predecessori Roberto Cicutto, da cui ha raccolto il testimone, e Paolo Baratta. Con Cicutto si è congratulato per i risultati raggiunti,